In questa puntata di Trieste d'Arte siamo ospiti dello spazio espositivo, è corretto, Trart, in Viale 20 Settembre al numero 33, dove fino al 15 di giugno è possibile ammirare una mostra fotografica che è collegata in qualche modo al Trieste Book Fest. Espongono Mario Sillani Gerayan e Carlo Alberto Andreasi, e noi siamo in compagnia di Federica Lusere, che è la presidente del Trart e di fatto la curatrice delle esposizioni. Prima di parlare dell'esposizione, però, parliamo un po' di Trart, di questo spazio che tra l'altro quest'anno diventa maggiorenne perché compie 18 anni. Sì, compie 18 anni, sono tanti, però sono veramente passati come un lampo. Noi qui organizziamo 5-6 mostre all'anno di artisti, fotografi, pittori, scultori del territorio e non solo. Abbiamo dei collegamenti anche appunto con il resto d'Italia. E Trart però è una società cooperativa che si occupa di organizzare mostre d'arte, ne abbiamo già parlato altre volte, come quella di Marussig e dell'Eterno Femminino qui, ma abbiamo lavorato molto soprattutto in Veneto, comunque nel resto d'Italia, con mostre anche, permettimi di esserne orgogliosa, anche importanti, come Ugo Valeri al Museo Correr di Venezia e al Museo degli Eremitani a Padova. E quindi spaziamo tra lo studio, la ricerca sul Novecento e sul contemporaneo. Quando è nata Trart, com'era la situazione a livello di spazi espositivi in città e com'è adesso la situazione? Quando è nata forse era leggermente peggiore di come siamo oggi. Oggi stanno nascendo delle nuove realtà molto interessanti, per cui diciamo più siamo meglio è, assolutamente, e quindi la ricerca si espande, quindi ben venga. Come scegliete gli artisti che poi esponete? C'è un criterio particolare? A sensazione potrei dirtelo, potrei dire. Sì, nel senso che effettivamente c'è un fil rouge che lega tutti, forse noi siamo più aderenti a una linea non proprio figurativa in realtà, però c'è un gusto estetico particolare. Come li scegliamo? In realtà nasce da un rapporto molto che secondo me è molto importante tra noi, tra me e chi lavora con me, perché io chiaramente non sono da sola, c'è Claudia Cervo, c'è Giacomo Frullani qui negli allestimenti e nella cura delle mostre, ma poi ci sono Roberta Radini che cura la grafica, c'è invece Gabriella Nocentini che è la nostra traduttrice, per cui quando abbiamo bisogno di una traduzione c'è sempre lei. Però noi abbiamo un bellissimo rapporto con gli artisti, nel senso che ci conosciamo qui, come potrete vedere magari con le riprese, è anche un salotto, per cui le persone vengono qui, ci si conosce e si incomincia a parlare, discutere di quella che potrebbe essere un'ipotetica mostra e quindi non dico che si instauri sempre un'amicizia, però un ottimo rapporto di conoscenza sì, sempre, o se no, come per esempio con loro, con Mario Sillani Gerayan e Carlo Alberto Andreasi, posso dire che siamo degli ottimi amici. Com'è il collegamento con il Trieste Book Fest per quanto riguarda la mostra proprio? Più o meno è la stessa cosa, cioè è nato da un discorso di stima reciproca e di amicizia soprattutto con Loriana Ursic, che è la presidente del Trieste Book Fest, ma chiaramente anche con le altre aderenti a questa iniziativa, a questa associazione. E quindi proprio per la stima che abbiamo
abbiamo deciso da un paio d'anni di collaborare fattivamente. L'anno scorso, appunto, come abbiamo già detto, in realtà con un incontro al Re Voltella sul tema di Trieste e del Genius Loci, sempre con questi due artisti, e quest'anno la realizzazione poi di quello che avevamo anticipato l'anno scorso in questa mostra, che fa parte di What a Wonderful World, e quindi un discorso sulla natura e il rapporto uomo-natura. Il titolo della mostra è un po' particolare, lo traduco dall'inglese, dice non si può andare contro non si può non andare contro la natura, perché andare contro la natura è parte della natura. Chiariamolo un pochettino, perché magari qualcuno... Chiaramente questo poi è il verso di una canzone di un gruppo di cui non mi ricordo esattamente il nome, scusate, ma in realtà noi comunque facciamo parte della natura, quindi essere contro la natura fa parte anche quello, no? Essere contro natura fa parte di questo grande macrocosmo della natura stessa. In più il discorso che fanno loro è un discorso, se vogliamo proprio citare un termine più vicino alla storia della critica d'arte, cioè andare è molto più concettuale come principio, e in realtà loro né fotografano né dipingono la natura, un particolare bello, un qualche cosa, no. A loro serve, cioè entrano nella natura, fanno parte della natura e del paesaggio, e quindi lo usano come mezzo di comunicazione di quello che hanno dentro di sé. Mario Sillani Gerayan parla di paesaggio endotico, cioè di qualcosa che c'è dentro, non è fuori, ma è dentro di noi, e secondo me anche Carlo Andreasi è concorde su questo, cioè quindi è un modo per esprimere se stessi, però chiaramente anche da un punto di vista, secondo me, anche se so che andrò contro quello che loro vorrebbero, ma anche da un punto di vista estetico, cioè queste sono opere che ti nascono da un pensiero molto profondo e che a guardarle si sta bene, e quindi c'è anche un discorso di trovare noi qualcosa dentro quel paesaggio. In questa sala, ma non solo in questa sala, sono esposte le immagini di Sillani. Che tipo di scelta stilistica è stata fatta dall'autore stesso, e poi come ha anche elaborato poi le immagini? Allora, dovendo rimanere aderente alla natura e al paesaggio, Mario Sillani è il paesaggio proprio, lui stesso si definisce parte del paesaggio, quindi è stato anche abbastanza facile pescare nella sua produzione. Queste sono tutte immagini fotografiche che appartengono a un ciclo, l'ultimo ciclo del suo lavoro, che è dedicato a Hölderlin e il suo rapporto con la natura, e Scardanelli ovviamente, quindi 36 anni vissuti diciamo normalmente e 36 anni in una torre d'avorio assumendo identità diverse. E l'idea di Sillani è proprio è quella che ci pone, è dove andiamo e chi siamo in qualche modo. Quindi queste opere appartengono proprio a quel ciclo. Ci sono questi sentieri che portano chissà dove, forse a una radura, forse a un nulla, forse a un qualcosa che noi andiamo cercando tutta la vita, probabilmente è più facile quello. Qual è il sentiero che vogliamo cercare, vogliamo vedere? Ce ne sono 3, dove andiamo? Qual è la nostra scelta? Chi ce la indica se non noi stessi, il nostro istinto o l'istinto animale poi, no? Perché il sentiero nasce non solo dal passaggio umano, ma dal passaggio delle bestie che istintivamente vanno in un luogo e noi li seguiamo. Quindi un po' è questo. Poi appunto Mario Sillani Gerayan come fotografo, come autore, si è sempre dedicato alla natura, a quello che ha intorno a sé, non al paesaggio tout court, non gli interessa quello, ma come dicevamo prima, come un qualche cosa che fa parte di lui stesso, di noi e di lui in particolare. Qui alle nostre spalle, Umberto, abbiamo un'installazione
dove ci sono delle rocce e lui questo è un tutt'uno che racchiude una parte importantissima dell'opera di Sillani, che è il vuoto, e questo vuoto determina anche il pieno, un po' come nella filosofia orientale, dove è il vuoto a determinare i pieni. Noi vediamo che c'è un contorno perché abbiamo un vuoto intorno, no? E questo è un punto rosso che è il punto di vista, ma che può essere il nostro come può essere il suo. Perché, scusa Federica, le immagini assumono, diciamo così, questa sorta di mascherina, se vogliamo, adesso non so se il termine sono pagine di libro, è come se noi sfogliassimo un libro, come se noi sfogliassimo un libro di poesie di Hölderlin. Mi piace quella perché c'è questo curioso effetto che dà l'idea di un movimento che già c'è, ma è ancora più evidente. Poi potrebbe incuriosire il fatto che in un contesto molto, molto naturale poi ci sia anche lo spazio del ponte Joyce. Lì. È un divertissement. Un divertissement. Vabbè. Perché appunto è bellissimo riuscire ad allestire delle mostre con gli artisti, perché ovviamente ci si scontra su sciocchezze oppure ci si diverte come dei pazzi, ecco, quindi questa è la parte più bella del mio mestiere. Diciamo che quello depista un po' la assolutamente sempre, difatti è stato anche affisso al muro completamente contro la parete, quindi è completamente fuori fuoco in qualche modo, sì, no? Cioè sì, non è al centro di quella piccola paretina che non viene utilizzata mai, ma è messo lì così. Qui siamo invece nella sala dedicata a Carlo Alberto Andreasi. Prima di soffermarci direttamente su di lui, che collegamento si può fare fra i due? Si stimano molto, direi quasi da maestro ad allievo, perché c'è qualche anno di differenza. Mi piaceva metterli insieme per questa cosa qui e anche perché loro potessero lavorare insieme e confrontarsi in maniera chiaramente, come avete visto, diversa, però sempre con la stessa linea d'onda, cioè sempre alla ricerca di questo genius loci nel paesaggio che decreta in qualche modo dei loro autoritratti. Qui non parliamo di fotografie, parliamo di pittura. Qual è da questo punto di vista la differenza fra i due? Il fatto di usare dei mezzi diversi, diciamo che Carlo Andreasi nasce fotografo, lui ha fatto una scuola importante in Francia e dopo aver studiato paleontologia e quindi è importante anche questo, e anche per il discorso dello scavo, cioè di andare a scavare metaforicamente anche, fino ad arrivare al risultato finale. E è chiaro che diciamo, il fatto di usare più mezzi permette di esprimersi in modo più completo e diverso, sicuramente. Anche Mario Sillani ha dipinto alcune parti delle sue fotografie e anche lui sa dipingere, però diciamo, usa prevalentemente la macchina fotografica. Qui invece abbiamo carboncini su carta, dove appunto si vede che la ricerca parte anche da delle immagini fotografiche. D'altronde nella nostra epoca tutto parte da lì, già dal Novecento se vogliamo, c'è un taglio particolare nelle immagini anche dipinte, no? A meno che non si vada nell'astrattismo puro. E qui si vede anche come lui lavora con una sorta di pulviscolo che a me piace definire come un qualche cosa che mette in contatto la terra più profonda a noi. Se voi pensate quando un raggio di sole passa in un punto e si vede quel pulviscolo si carica di energia, no? È quasi magico, ed è quel pulviscolo appunto che ci fa ricordare che esiste, cioè che
questa natura è stratificata in milioni di anni e quindi lì forse anche il discorso del paleontologo. Invece quelle che io chiamo mattonelle a colori? Quelle sono invece dei collage, sono delle tecniche miste, pastelli, tempere e poi appunto collage, in cui la fantasia si sprigiona, però sempre mantenendo aderenza a quello che è un concetto di realtà comunque e le sue caratteristiche, appunto questa puntinatura, il punto centrale che noi vediamo sempre dipinto, in questo caso però con delle accensioni cromatiche forti sul rosso e gli arancio. Quando si allestisce una mostra, no? Io mi chiedo sempre come si procede. Innanzitutto si conoscono molto bene le opere dell'artista. Come dicevo prima, l'artista non è questo sconosciuto, almeno diciamo come lavoro io, come lavoriamo noi qui, ma lo si conosce bene e più o meno si è già individuato una tematica chiaramente e poi si va un po' a pancia, cioè le cose che ti piacciono di più, che sai che possono funzionare, vengono collocate anche in posti particolari, quindi bisogna avere una ottima conoscenza dello spazio in cui si lavora, avere senso dello spazio. E poi una cosa che a me piace sempre ricordare, la prima mostra che io allestì tanti anni fa, il direttore del museo dove ero, nel Museo Rimoldi a Cortina d'Ampezzo, vedendomi munita di metro, bolla, eccetera, mi guardò, si chiamava Renato Balsamo, purtroppo non c'è più, di Sorrento, pittore molto bravo, iperrealista, e direttore di quel museo, e mi guardò e mi disse: ma no, non con quegli arnesi, vada a orecchio. Vado a orecchio. E là io al momento lo guardai stupita, ho capito, e io non ho mai più usato il metro. Laddove invece allestire una mostra fotografica pone problemi differenti rispetto ad allestire una mostra pittorica? Sì, c'è un'altra percezione sicuramente dello spazio. È un discorso di immagini, l'immagine fotografica anche concettuale comunque ha bisogno di uno spazio intorno a sé maggiore, secondo me. È più difficile l'interazione, sono momenti scanditi come in un film, come dei frame di un film, mentre nella pittura, come qui, possiamo giocare avvicinando tutto. Nella fotografia o facciamo delle scansioni che diventano un film, quindi una consecutio, altrimenti bisogna dare delle pause molto importanti. Ma come anche qui, lì ci sono delle foto appoggiate sul bancone, però la parete deve essere bianca, non si può pensare che l'occhio si soffermi più di tanto su qualche cosa, no? Non ce la fai. E poi bisogna dare spazio alle singole immagini. Due domande ancora prima di salutarci. Non dobbiamo dimenticare che Trart ha anche un'attività editoriale. Sì. La Trart edita volumi, pubblica, quindi c'è alla base un lavoro di ricerca. Io sono storica dell'arte e quindi per me è fondamentale, cioè anche nel contemporaneo mi piace conoscere molto a fondo l'artista che ho di fronte a me, capire qual è la sua evoluzione e solo in quel momento lì sono in grado di creare la mostra e allestirla. La casa editrice, diciamo la Trart nasce in realtà come piccola casa editrice in Veneto, noi abbiamo ancora la sede legale in Veneto e la sede operativa qui che è questa, perché sono convinta che il libro rimane, l'idea della mostra c'è, però è solo un odore o un sapore che ti resta, no? O un rumore nell'orecchio.
mentre il libro è fondamentale per la memoria, per la ricerca, ripeto, come storica dell'arte è fondamentale, e quindi mi piace sempre accompagnare qualsiasi cosa venga fatta, sia qui che diciamo in altre sedi espositive, sempre un segno. Per le mostre qui c'è sempre un quaderno che viene offerto a chi viene, ai visitatori, come memento, insomma, come ricordo e come anche memoria di quello che è stato. Quindi noi abbiamo 18 anni di quaderni di vari colori che vengono offerti. Sì. E ultima domanda invece, che cosa avverrà dopo? Cioè dopo questa mostra che cosa preparate? Allora, qui ci sarà Maurizio Ormellin, che è un artista veneto, che lavorerà sul mare e su tutta una serie di lavori da pastelli, tempere, poi riproduzioni fino ad un arazzo, con il mare diciamo visto dal suo punto di vista, è molto più schematico, geometrico, ma molto divertente, molto in linea poi anche con l'estate, se vogliamo. E dopodiché lavoreremo con Photo Days, con una grossa mostra di un fotografo di livello internazionale, e poi festeggeremo i nostri 18 anni, speriamo, con qualcosa di importante. E questo qui, come Trart, stiamo organizzando delle mostre per il centenario dell'università, con Manuela Sedmak, Serse e poi Sofianopoulos e Elisa Vladilo, e questo nel corso di questi mesi, da giugno fino alla fine dell'anno. E fuori da qui una mostra sui 150 anni della nascita di Ugo Valeri, per lanciare un nuovo palazzo, un espositivo a Pieve di Sacco, un piccolo paese dove lui era nato, quindi parecchio.